Siamo con mister Campanati alla fine della partita tra Diadema Roller Bassano, Azzurra Hockey Novara. E il Diadema si è imposto 7-5, ma una partita tirata fino alla fine. Mister, come ha visto la partita questa sera? È stata decisa un po' da episodi, nel senso che i ragazzi comunque hanno giocato, sapevamo di venire in una pista difficile, di cemento, dove tra virgolette non siamo abituati, quindi qualcosina cambia effettivamente in un campionato dove forse dalla prima all'ultima squadra siamo veramente equilibrati e dove gli episodi possono fare la differenza. Beh, stasera qualche episodio la differenza l'ha fatta, qualche fortuna che poteva essere più da una parte o più dall'altra ha determinato il risultato. Insomma, forse a mente calda da partita l'ho vista un po' così, poi sicuramente andremo a rivedere nei dettagli quali sono stati gli errori. Come vede il cammino del Novara a questo punto del campionato? Cosa state puntando? Ma no, non ci nascondiamo da fare decisamente un ottimo campionato nei vertici alti della classifica, però queste partite dimostrano che chiaramente non abbiamo una squadra così devastante dove la situazione è favorevole o non favorevole può non cambiare nulla, cioè ogni partita dobbiamo lottarla fino all'ultimo, partite come queste dove forse un po' più di fortuna da una parte piuttosto che dall'altra il risultato sarebbe cambiato e forse il pareggio non guastava nessuno, dimostra che dobbiamo lottare dalla prima all'ultima partita. Insomma. Mister, io le ringrazio e le auguro in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi, in bocca al lupo anche a voi. Grazie.